Il cielo è azzurro e il sole splende sull'avvio della stagione sciistica nelle Dolomiti. Nonostante l'assenza di precipitazioni nevose, si torna a sciare su neve artificiale in alcune piste dei comprensori di Falcade e San Pellegrino e a Cortina, dove da oggi si sono allacciati gli scarponi in Faloria e a Pietofana, in aggiunta all'apertura dello scorso 23 novembre di Colgallina in Falzarego. Grandi le aspettative per quello che è l'indotto numero uno del turismo invernale nelle terre alte a un anno dall'evento olimpico. Le aspettative sono buone se non buonissime. Siamo partiti con la parte alta una settimana prima delle previsioni, quindi direi benissimo. La necessità di sciare su neve artificiale non sembra aver scoraggiato l'affluenza degli sciatori in arrivo da tutto il mondo per sfrecciare sulle piste incastonate tra i colossi dolomitici, e lo stesso discorso vale per l'aumento del prezzo degli ski pass, ovunque compreso tra il 3,7 e il 5,2%. Ad esempio servono 83 euro per un giornaliero all'interno del comprensorio Dolomiti Superski e quasi 1000 per uno stagionale, cifre che lo rendono il più caro d'Italia a fronte dell'offerta, neve permettendo, dei suoi 3.000 km² di superficie e 1.200 km di piste, un primato senza eguali a livello mondiale che ogni anno richiama più di 3 milioni di sciatori. Negli ultimi anni siamo sempre andati in salita, quindi ci aspettiamo anche quest'anno di crescere. Per l'apertura ufficiale dei restanti comprensori si dovrà attendere il 5 dicembre, dove, come da tradizione, l'avvio della stagione invernale coinciderà con il Cortina Fashion Weekend, una stagione più che mai all'insegna dell'accoglienza e dell'inclusività, anche alla luce dei recenti scandali che hanno rischiato di gettare ombre sull'offerta turistica bellunese. Neanche da mettere in dubbio, noi accogliamo tutti e siamo ben felici che vengano tutti a poter ammirare la valle, che è uno dei posti più belli del mondo.